Prima invernale lungo la Val di Zoldo, lungo la Val Pramper. Il sentiero da seguire e che attraversa l'intera Val Pramper è il 523, che parte direttamente dalla località di Forno di Zoldo per attraversare all'interno di questa comoda strada forestale l'intera valle. Ed ecco il mio obiettivo di giornata, Piampalui. Il Piampalui, selvaggia e meravigliosa Val Pramper. Allora, devo dire che salire in Piampalui non è stata per niente una passeggiata, non è stata cosa semplice. Dovete solo pensare che buona parte, se non 3/4 della valle è piena di neve e quasi tutto il percorso da battere, quindi ho dovuto essere un po' io l'apripista di questo nuovo periodo, di questa nuova stagione. Sono circa 3 ore di marcia, attenzione, però considerando anche la difficoltà dovuta appunto alla neve fresca e quindi a dover gestire con passo ovviamente molto più tranquillo, sono giunto qui quindi ai piani, ancora considerando tutta questa neve per raggiungere Malga Pramper circa mezz'oretta, 45 minuti, per cui le cose sono molto più agevoli se il sentiero è battuto, quindi però ne vale la pena. Un po' freddino però,